Se stai soffrendo da dolori persistenti, probabilmente ti stai focalizzando sull'obiettivo sbagliato. L'obiettivo sbagliato, che lo chiameremo obiettivo numero 2, è semplicemente il secondo obiettivo, quello che arriva dopo il primo obiettivo. Questo secondo obiettivo sbagliato è quello di eliminare completamente il dolore. Questo, anche se sembra un qualcosa di sensato, ti sta rallentando perché questa linea diretta non esiste e lo stai vedendo anche tu perché stai guardando questo video probabilmente. Lo step intermedio è quello che si focalizza sulla paura. Quindi l'obiettivo numero 1 è non reagire più alla paura. La paura del dolore stesso o la paura o la preoccupazione di quello che sta accadendo dentro di te o fuori di te. Questa preoccupazione è basata su dati che non sono corretti molto probabilmente perché non abbiamo assolutamente nessun dato che ci dice che il tuo corpo è danneggiato. Se stai soffrendo di dolori persistenti c'è una grande probabilità che non c'è nulla nel tuo corpo, ma è registrato il dolore nel sistema nervoso. A questo punto l'obiettivo è quello di arrivare a lavorare sulla paura e solo dopo il corpo segue un obiettivo fisico. Quindi se stiamo parlando di micro obiettivi giornalieri, dobbiamo guardare da qua cosa ci fa annientare o non reagire alla paura giornalmente. Qui stiamo parlando di tecniche e diciamo pratiche mind body, mente corpo, che ti fanno capire che il tuo problema è risolvibile, ma solo se andiamo incontro al nostro dolore stesso, al nostro corpo, senza annientare quindi le sensazioni o offuscarle con antidolorifici piuttosto che ghiaccio, piuttosto che terapie manuali che possono darti solo un miglioramento momentaneo, se te lo danno momentaneo. Quindi tu sei qua, agisci verso la paura attraverso pratiche mente-corpo e solo dopo arrivare all'obiettivo. Non è possibile andare da qui a qui senza aver capito che veramente la paura è il centro di ogni sintomo persistente, che sia cervicalgia, che sia mal di stomaco, che sia mal di schiena.